Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come un po' ogni venerdì vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati e i vari lavori che dobbiamo andare a fare durante i vari periodi dell'anno. Siamo a fine maggio e siamo presi nel pieno della palizzatura dei nostri vigneti. Vi facciamo vedere, come vi abbiamo un po' anticipato nel video scorso, un po' come lavora la legatrice verde che abbiamo acquistato quest'anno. Dobbiamo inserire la nuova bobina in modo tale che possa aggraffare gli spaghi. Vedete, questa è la nuova bobina, va messa un po' come con l'altra legatrice a verde, quindi nello stesso sistema. Andiamo a bloccarla, dobbiamo mettere anche questo disco che la tenga in posizione e che non scappi via durante il lavoro, e poi dobbiamo inserirla in modo tale che prenda le graffe nel posto giusto. Inoltre prepariamo già gli spaghi, le due bobine di spaghi già collegate tra di loro, in modo tale che si prendano, quando finisce una riparte con l'altra subito attaccata. Facciamo un nodo tra le due bobine, basta un doppio nodo così, e poi quando finisce una si collega direttamente all'altra. Queste bobine sono già state organizzate in questo modo, hanno un capo che serve per prolungare l'altra bobina e l'altra serve per andare a fare il lavoro, per cui bisogna scegliere il collegamento giusto e poi sono pronte al lavoro. Questo è il filo che va poi a lavorare, quindi viene preso man mano che si avanza nel filare, mentre questo è l'altro capo che viene bloccato qui nel momento in cui organizzano questa bobina, e noi dopo la successiva bobina andremo a legarla a questo spago qua, a questo capo qua, in modo tale che poi si possa proseguire sempre. All'estremità dello spago abbiamo già fatto il doppio nodo, per cui ora siamo pronti per prendere un nuovo filare e proseguire il lavoro. Quando usiamo questo attrezzo, la legatrice a verde, cerchiamo di avanzare con una velocità abbastanza costante, evitando strappi, cambi di velocità improvvisi, in modo tale da cercare di avere la massima organizzazione dei germogli, verticalità dei germogli e creare una parete fogliare il più ordinata possibile. In questo caso, vista anche la vigoria del vitigno e il numero di germogli e lo sviluppo che hanno questi germogli, magari mettiamo qualche graffetta in più rispetto magari ad altre zone un po' più magre, un po' più scarne come vigorie, proprio per cercare di tenere ben su i germogli e la verticalità. Adesso, una volta arrivati in fondo al filare, facciamo come con l'altra legatrice, cioè arriviamo a tagliare uno spago e l'altro e dobbiamo fare il doppio nodo, in modo tale che rimanga bella bloccata qua sul palo di testata, e di fatto la nostra fila è stata fatta. Dobbiamo tirare un po'.
Ecco, qui si può notare la differenza tra la fila appena fatta, come vedete resa più verticale, più chiusa, l'abbiamo palizzata, mentre questa è la fila che dobbiamo ancora andare a fare, vedete molto confusionata e anche con una grande vigoria. In questo caso questo vitigno molto vigoroso, punta molto nella vegetazione, per cui questo lavoro deve essere fatto con calma, con un po' di pazienza e andare ad aggraffare bene dove ci sono quei pochi spazi liberi, dove la vegetazione è un po' meno vigorosa. Ecco, in questo caso stiamo utilizzando forse al massimo la legatrice, nel senso che qui abbiamo, per una serie di motivi, abbiamo atteso un po' di più di fare questa lavorazione. Potevamo forse intervenire un giorno e mezzo fa, perché in questo periodo veramente un giorno o due fa veramente la grande differenza, perché stanno esplodendo le pareti fogliari. In questo caso veramente abbiamo tanta vigoria, quindi stiamo portando al massimo la legatrice, almeno per quello che è la nostra esperienza in azienda. Venire a fare la palizzatura meccanica in questo vitigno è particolarmente dura, perché ci sono pochi spazi dove poter aggraffare. Come vedete a volte può partire qualche graffa, poco cambia, nel senso che troviamo magari a mezzo metro, 30 cm dopo, 20 cm un altro spazietto, si riesce a sopperire. Ecco, in altri vitigni dove c'è un po' meno vigoria e un po' meno soprattutto volume, ecco, di parete fogliare, è molto più semplice, magari mettiamo una mezza marcia anche più veloce, proprio perché riusciamo ad aggraffare meglio. Per proseguire a legare l'altro filare facciamo già il nodo di inizio, in modo tale che possiamo poi andare a intercettare o il tirante o il palo di testata qui, e poi gli spaghi possono essere distesi lungo il filare. In questo caso abbiamo fatto poca strada, nel senso che il filare era interrotto, è interrotto perché abbiamo la presenza del palone. In questo vigneto ce ne sono diversi di paloni, e per cui bisogna stare anche attenti al verso in cui si prende il filare. In questo caso abbiamo interrotto il filare anche per la raccolta meccanizzata, per cui non ci sono problemi. In alcuni filari invece bisogna proprio stare attenti a non prenderlo in senso contrario, altrimenti ci si incastra. D'altronde, come tutti gli attrezzi che vanno a sovraccavallare, quindi scavallanti, passano sopra il filare, bisogna sempre stare attenti dal verso in cui si prende il filare, altrimenti appunto si rischia di rimanere incastrati proprio per gli ostacoli che si trovano lungo il percorso.
Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video, ci è fatto piacere un po' farvi vedere come siamo organizzati con la legatrice a verde della Volentieri Pellenc. Ovviamente qui in fondo vi lasciamo sempre qualche scheda se volete andare a recuperare qualche video vecchio e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con una nuova puntata.